Non comprendiamo come una Commissione europea finanziata con i soldi di tutti possa definire una polizia in questi termini e in questa maniera. Il sindacato di polizia FSP è sceso in piazza con una manifestazione per esprimere delusione e amarezza per quanto scritto nel rapporto del Consiglio d'Europa, che ha definito la polizia italiana razzista soprattutto nei confronti dei Rom e delle persone di origine africana. Contenuto farneticante di una relazione della Commissione europea dell'ECRI che definisce la polizia razzista. Questa relazione, che non si sa bene dove abbia attinto le proprie informazioni per dare una definizione di questo tipo, e sicuramente non tiene conto di quelli che sono i sacrifici e il contributo di sangue che la polizia ogni giorno versa sulle strade a tutela della cittadinanza e di tutta la popolazione. Da Padova tutti i rappresentanti regionali arrivati da Treviso, Belluno, Venezia e Vicenza hanno cercato di spiegare il loro lavoro quotidiano, il lavoro degli agenti di polizia che si trovano ad intervenire in situazioni di estrema emergenza e spesso molto rischiose. Si interviene in ogni situazione nevralgica, ogni qualvolta vi sia una situazione di pericolo e non si sa con chi si avrà a che fare e come si avrà a che fare, e non si sa neppure se si tornerà a casa sani. Questa è la cosa più importante, perché noi ogni giorno, ogni 3 ore abbiamo un ferito, quando non abbiamo anche un morto.